Quinta corsa, Memorial Alfredo Valentini, confronto per buoni cavalli di 4 anni che vincono da 20 a 45 mila euro in carriera. Con il numero 1 Gravina MF Enrico Bellei, 2 Giano dell'Est Roberto Vecchione, 3 Gioconda Cup Pietro Gubellini, 4 Gibbs Francis Andrea Farolfi, 5 Granada SLM Vincenzo Luongo, 6 Gornia Daghi Alberto Garruto, in seconda fila 7 Giulien Trio Giuseppe De Filippi, sotto Galassia GL Lorenzo Baldi. Parte piano Gornia Daghi. Partiti con veloce Gioconda Cup che prende subito l'iniziativa nei confronti di Gravina MF, poi Giano dell'Est di fuori Gibbs Francis che punta in avanti. Gioconda Cup in vantaggio sulla prima curva su Gravina in corda e Gibbs Francis al largo che prova ad avanzare, quindi Giano dell'Est 200 iniziali in 14,5 con Gioconda Cup che è in vantaggio su Gibbs Francis. Non sembra intenzionato Pietro Gubellini a dar strada, ne vengono così fuori 400 metri parecchio svelti. Alla fine Gibbs Francis insiste, ottiene il via libera ma a prezzo di un 28,4 per i primi 400 di gara. Gibbs Francis leader su Gioconda Cup, sposta all'esterno Giano dell'Est anticipando Galassia GL, 600 metri iniziali in 44. Viene sotto alle tribune con Gibbs Francis al comando nei confronti di Gioconda Cup, Gravina MF alla corda, avanza gradualmente Giano dell'Est trascinandosi Galassia GL. Quando siamo al completamento dei primi 800 metri in 59,5, 31,1 questi 400 di gara. Leader che ha decisamente rallentato l'andatura. Gioconda Cup rimane sempre alle sue spalle, Giano dell'Est per il momento non riesce ad andare oltre il fianco di Gravina MF, poi Giulien Trio con accanto Galassia GL, chilometro in 1,15,3, ancora una curva comoda in 15,8, è sempre in vantaggio Gibbs Francis. Giano dell'Est ora prova a impegnarsi con maggior decisione all'esterno, raggiunge Gioconda Cup quando siamo a 400 dalla conclusione, 14,8 la retta di là. Gibbs Francis sempre in vantaggio con una lunghezza da gestire nei confronti di Giano dell'Est che sul passo prova ad avvicinarlo, in corda Gioconda Cup, poi Gravina MF e Galassia GL, la retta d'arrivo per Gibbs Francis che è in vantaggio nei confronti di Gioconda Cup e Giano dell'Est. Allunga Gibbs Francis che prova a scappare da Gioconda Cup che si infila in open stretch. Gibbs Francis alla fine vince facile nei confronti di Gioconda Cup. Per il terzo forse Galassia GL riesce a piegare Giano dell'Est. 1,13,9, 28,2 gli ultimi 4, il successo di Gibbs Francis che continua nel suo gran momento. Andrea Farolfi per Massimo Trevellini, colore della scuderia Equinox. Successo in percorso di testa chiaro, netto, 3 lunghezze su Gioconda Cup. Terzo posto molto probabilmente per Galassia GL che piega Giano dell'Est.